Amici di Miss Topolini, vado a presentarvi subito questo grattacielo di ragazza, l'aspirante Miss Topolini numero 36. 36. Oh, che bella voce squillante da radio, da speaker radiofonico. Allora, nome e cognome. Samantha Tentor. Mamma mia, che voce. Potessi fare davvero la radio. Sì. Cioè, potessi venire a lavorare per noi di Radio Vasco. Beh, interessante, sentite che bella voce. Una tua collega. Una mia collega. Allora, parlaci un po' di te, dai, ecco, fai la ragazza spigliata, insomma, raccontaci un po' la tua giornata tipo, cosa fai nella vita, i tuoi progetti. Mi sveglio verso le 9. Faccio quello che devo fare. Non so. Colazione col mulino bianco. Sì. Poi vado al mare, poi sto con gli amici. Bene, bene. Sogni nel cassetto. Per la fashion stylist. Però, piatto preferito. Pasta con pomodoro. Pasta pomodoro semplice. Hai un portafortuna? Sì, la mia amica che è seduta. Ah, quella mummia che si è, poverina, sta aspettando da 4 ore, poverina. Io volevo sempre. Sta aspettando lei. No, volevo ringraziare le famiglie e le amiche delle nostre. Insomma, iscritte, perché con grande pazienza le aspettano quasi tutto il pomeriggio. Bene, senti, se dovessi vincere Miss Topolini, insomma, qual è uno stilista che ti piacerebbe essere protagonista della sua collezione, del suo prêt-à-porter? Per Lagerfeld, per Chanel oppure John Galliano per Dior. Ha le idee chiare, eh? Punta molto in alto. A proposito, quanto sei alta? 1,80. 1,80 m, va bene. Quelle della telecamera di Miss Topolini anche per te, insomma, tutti i saluti del caso. Ciao a tutti. In bocca al lupo. Crepi.